2 o 3 minuti a disposizione così per fare una chiacchierata veloce per quanto riguarda il discorso del futuro dell'autonomia in Friuli Venezia Giulia. Le scadenze elettorali come le scadenze del latte sono ormai alle porte, si sa che si rischia che le scadenze, se non si consuma in tempo, comincia a lasciare odori e soprattutto un sapore non buono. Allora Boaro, l'aria che tira per questo inizio di stagione, perché l'estate c'era burrasca, per quanto riguarda invece l'autunno? Si raccolgono le castagne anche se hanno le spine, no? Si dice. E niente, noi come gruppo del Fronte Friulano abbiamo pensato, visto che sono 2 o 3 mesi che tra autonomisti ci si parla, qualcuno si morde, così fa parte del gioco della politica, c'è poco da fare. Alcuni si rivolgono, si aggrappano alla vecchia politica o ai vecchi politici, altri pensano di fare qualcosa di nuovo per dare una svolta a quella che la... Senta Boaro, il discorso è semplice, no? Perché sa che è giusto parlare, è giusto dialogare, però è anche ora di cominciare a chiudere, no? Cominciare esatto. a parlare di robe serie, nel senso che parla, dopo non alla fine, nessun posto, se non si beve l'acqua viene la gosa e si schialda, bravissimi. No? Ecco, ma mi tocca una curiosità, ci sono troppe isole Cariatidi, no? Che si stanno avvicinando come l'esplosione di un vulcano. C'è il rischio che queste isole si assemblino fra loro oppure il movimento autonomista in Friuli comincia finalmente a allontanarle? Io penso che domani sera sia la prova del 9. Noi abbiamo invitato 16 gruppi autonomisti presenti nel Friuli, non sono pochi ragazzi, e penso anche di aver dimenticato qualcuno perché ce ne saranno anche altri. Io ho fatto questo discorso ai miei, guardate, se di 16 gruppi ognuno mette 3 persone, si fa un programma assieme che gli elementi li abbiamo già tutti, sono sempre quelle le cose che girano. 3 persone ciascuno, abbiamo fatto le liste per quanto riguarda le regionali, ci si impegna tutti, perché non bisogna solo mettere fuori la faccia e poi cal lavoro cui calcola lavorare sempre, perché è claro. Quindi aiutarsi assieme, dimenticare scudetti e simboletti e non credere di essere dei padri eterni, noi compresi ci mettiamo per primi alla pari di tutti gli altri, quindi pari dignità, e si vede se c'è una volontà di fare questa svolta. Se non c'è, il Fronte Friulano andrà avanti comunque sui suoi obiettivi con chiunque li condivide, anche se è un partito, mi dispiace. Mi permetta Boaro, però c'è il rischio sempre che si vada avanti però con domani... lo zoppo, insomma, questo è il discorso. È vero, però in questo momento dove i partiti non sanno che pessi pigliare, il centro-sinistra, senza aver niente contro l'ideologia di sinistra, vediamo che disastri ha fatto in regione, in sanità, in autonomia, in comuni, dappertutto, ci ha tolto il respiro ancora un po'. A questo punto ragazzi o ci mettiamo a difendere le nostre genti, la nostra persona e dare un risultato al lavoro portato avanti fino adesso, altrimenti stiamo perdendo solo tempo. Quindi è ora di chiudere il discorso, vedere chi vuole veramente lavorare e impegnarsi e chi vuole invece agganciarsi i partiti in cambio di una poltrona, per essere chiari. Io ho la sensazione, mi permette Boaro, poi chiudiamo, che c'è qualcuno che rischia di avere la bocca aperta come l'oca, no? E dall'altra parte continuano a buttargli dentro e gli triturano la roba in modo tale che tosicontale che stiano attenti però che non vengano ammazzati come le oche per mangiargli il fegato dopo alla fine, perché rischiano di essere adoperati come carne da macello. Mi permetta, certi fegati però non sono tanto, anche con la cipolla e un po' di aglio è dura da digerire, sono duri come il Madonna. Grazie al nostro ospite, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto. Break pubblicitario e poi vediamo cosa ci propongono i colleghi dalla redazione del Veneto. Da una terra ricca di